Ancora un buongiorno a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Non rallenta il flusso di profughi ucraini che arrivano in Italia attraverso i confini della nostra regione. Si tratta principalmente di donne e bambini a bordo di autobus, ma anche van e auto private, persone che sono dirette in Italia, ma anche in Francia e in Spagna. Secondo i dati della prefettura di Udine sono stati oltre 350 ad attraversare il confine di Treviso negli ultimi 2 giorni. Intanto in regione ci si mobilita per organizzare l'accoglienza. A Trieste questa mattina un vertice in prefettura con l'assessore alla protezione civile Riccardi. C'è per noi Andrea Pierini. Buongiorno da Trieste, da Piazza dell'Unità d'Italia. Alle mie spalle potete vedere la prefettura, dove in questo momento è in corso il vertice convocato dal prefetto del capoluogo giuliano Annunziato Vardè con i colleghi di Gorizia, Pordenone e Udine per fare il punto sulla accoglienza dei profughi che scappano dall'Ucraina. In questo senso si parla di 900.000 persone che potrebbero abbandonare il paese e che quindi si sposterebbero verso l'Europa e in particolare verso Italia, Francia, Spagna e Portogallo, tutti i territori dove comunque le persone che stanno transitando in questi giorni hanno parenti o amici che li ospitano. In questo senso la riunione di oggi è finalizzata invece a trovare delle strutture che possano accogliere chi invece chiede lo status di profugo, quindi che non ha nessuno che possa dargli ospitalità. Si cercano appartamenti di piccole dimensioni che possano ospitare soprattutto famiglie. Chiaramente tutti gli aggiornamenti al termine dell'incontro. Se non ci sono domande da studio vi restituirei la linea. Grazie ad Andrea Pierini, ci spostiamo ad Aviano dove il livello di sicurezza della base USAF è passato da B Bravo a C Charlie secondo una scala di 4. Ci racconta tutto Alberto Comisso dall'esterno della base. Un buongiorno da Aviano, come potete vedere alle mie spalle la base americana di Aviano, dove è di stanza il 31esimo Fighter Wings, ma anche la base dove di stanza c'è l'aeronautica militare italiana. Stanno partendo anche in queste ore i caccia, soprattutto gli F-16, ma anche i velivoli per trasportare munizioni, armi e uomini, proprio qui da Aviano. Non c'è pace nei cieli del Friuli ormai da qualche giorno, le esercitazioni sono in fase avanzata. Intanto il livello di attenzione e di sicurezza si è alzato, da Bravo è passato a Charlie su una scala di 4, l'ultima è Delta. E nella giornata di ieri sono arrivati i gruppi speciali di carabinieri e di polizia, i SOS e gli UOPI da Trieste, che hanno deciso su ordine insomma del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa di potenziare i controlli non soltanto qui della base di Aviano, ma anche nei territori e nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili. Se non ci sono domande vi restituisco la linea ricordandovi che questa sera alle 18 da Piazza Cavour a Pordenone ci sarà la marcia che seguiremo per la pace. E allora grazie anche ad Alberto Comisso. La guerra sta mettendo a dura prova il sistema del trasporto merci, una situazione difficile per Interporto Pordenone che teme forti ripercussioni sulle aziende del territorio. La guerra tra Russia e Ucraina sta mettendo a dura prova il sistema di trasporto delle merci, una situazione difficile per Interporto Pordenone, come rappresentato dal suo presidente Silvano Pascolo. Dagli autisti che abbandonano i camion per rientrare in Ucraina a quelli che, pur continuando a guidare il camion, non hanno la possibilità di veicolarlo, di attraversare paesi in guerra, sia che abbiano come destinazione la Russia che l'Ucraina o comunque le repubbliche baltiche. A questo si aggiunge anche il problema dei treni che trasportano i container in quelle zone. Veramente una situazione complessa che seguiamo con la massima attenzione e vedremo di trovare le soluzioni che si possono trovare, perché l'embargo è molto pesante. Tra embargo e attraversamento di zona di guerra diventa veramente complesso andare in quelle aree. Le ricadute sono pesantissime, soprattutto per le merci che non possono essere esportate. Ci sono delle ricadute negative sui trasporti, alla fine probabilmente è il danno minore, ma quello delle merci che non possono essere esportate è un danno significativo per le imprese della nostra zona.
Giornata decisiva quella di oggi per Giovanni Belmonte, il dirigente della Questura di Udine coinvolto in un'inchiesta della Procura di Bologna per uno scambio di persone. Sentiamo i particolari da Hubert Londro dal Palazzo di Giustizia. Ecco, siamo qui davanti al Palazzo di Giustizia di Udine. Il poliziotto Giovanni Belmonte era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di prostituzione minorile, arresti revocati poi 2 giorni fa dallo stesso GIP che li aveva disposti. Stamani il caso sarà sottoposto al Tribunale del Riesame del capoluogo emiliano, al quale il suo difensore, l'avvocato Stefano Command, chiederà, dopo la revoca già decisa dal GIP, l'annullamento del provvedimento. In caso di risposta positiva potrebbe essere disposta l'immediata archiviazione del fascicolo. Ed è finito invece con una condanna molto pesante il processo a carico di Emanuela Petrillo. Ieri la sentenza per l'ex infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini in Friuli e in Veneto. 8 anni e 6 mesi. Costeranno care a Emanuela Petrillo le finte vaccinazioni a centinaia di bambini friulani e veneti. L'assistente sanitaria è stata condannata nel pomeriggio dal Tribunale di Udine, che l'ha riconosciuta colpevole di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico. Il PM, Claudia Danelon, aveva chiesto solo 1 anno di più. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2009 e il 2016. La donna era incaricata della vaccinazione dei bambini a Treviso, Codroipo e Udine. La sua metodologia nel somministrare i vaccini e il fatto che i piccoli non piangessero aveva insospettito le autorità sanitarie, convinte a portare il caso in procura dal risultato di alcune indagini sui bambini vaccinati da Emanuela Petrillo. Nella requisitoria, il pubblico ministero ha sottolineato la sistematicità con la quale la donna aveva finto di vaccinare e chiesto, proprio per la gravità e la reiterazione dei comportamenti, il non riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel novembre 2021 l'assistente sanitaria è stata condannata dalla Corte dei Conti del Friuli di Venezia Giulia a un risarcimento di 550.000 euro a favore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ci aspettavamo una condanna viste le pressioni sul caso, ha affermato il difensore, l'avvocato Paolo Salandin, ma non così alta. Sicuramente non è stato dato il giusto peso alla personalità della mia assistita. Ricorreremo in appello, ha concluso, per avere un giudizio più sereno. Un cittadino americano, Alexis Miguel Boden, è stato estradato in Italia per un reato commesso nella nostra regione. Nel 2011 infatti Boden aggredì insieme ad altre persone un minorenne e per questo il Tribunale di Pordenone lo condannò a 7 anni di reclusione. L'uomo è stato arrestato dalla polizia americana in Pennsylvania il 5 novembre scorso. Al termine della procedura giudiziaria è stato portato nel nostro paese dove sconterà la pena. Sedi e impianti sempre più attenti alla sostenibilità per Gesteco, azienda del gruppo Luci che offre servizi integrati per l'ambiente. La provenienza dell'energia elettrica sarà garantita al 100% da fonti rinnovabili. Un altro passo verso un futuro green e sostenibile è stato fatto da Gesteco, con la decisione di affidarsi ad un fornitore di energia elettrica che garantirà la provenienza della stessa al 100% da fonti rinnovabili. È una scelta fortemente voluta per continuare a delineare un percorso importante di tutto il gruppo Luci verso la sostenibilità ambientale. Noi ci siamo assicurati per l'anno 2022 e poi a seguire l'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili, quindi fonti rinnovabili certificate. Prevalentemente sono quelle legate al sole e alle biomasse. L'incremento dell'energia rinnovabile è anche uno degli obiettivi a lungo termine che il gruppo Luci si è prefissato, perseguendo i dettami definiti dall'Agenda 2030, il programma d'azione proposto dall'ONU per lo sviluppo sostenibile. Noi dovremmo tutte le fabbriche coprirle con il fotovoltaico. Io credo che se per i prossimi anni riuscissimo a fare una politica, a livello di paese, dove prima di occupare spazio verde occupiamo i tetti di capannoni già esistenti, probabilmente possiamo ottenere un buon risultato. E dobbiamo partire anche dal presupposto che le materie prime sono sempre più carenti e soprattutto vengono da altri paesi. Quindi dobbiamo creare proprio le condizioni, al fine di essere autonomi per alcuni aspetti e laddove non lo possiamo essere comunque non sprecare nulla.
Venerdì a Moimacco la Fondazione De Claricini Dornpacher presenterà il libro dedicato alla storia della famiglia De Claricini in Friuli. La Fondazione ha festeggiato nel 2021 i 50 anni di attività. Una pubblicazione dedicata alla storia della famiglia De Claricini in Friuli. È l'ultima iniziativa della Fondazione De Claricini Dornpacher, che dal 1971 si impegna nell'organizzazione di eventi culturali nel territorio perseguendo l'antica vocazione dell'omonima dinastia. Il volume verrà presentato venerdì nella villa alle porte di Moimacco. Presenteremo questo volume che è stato curato da Liliana Carnielutti, professor Andrea Zannini e il sottoscritto, edito anche dalla Forum, che è l'editrice universitaria, sulla storia della famiglia De Claricini Dornpacher in Friuli. Una famiglia che arriva a Cividale del Friuli nel 1200, si insedia a Cividale e poi dopo si espande su tutto il territorio. Costruisce una villa nel 1670 qui a Bottenico di Moimacco per curare i suoi interessi economici e agrari. L'attività della Fondazione proseguirà nell'arco dell'anno intero con iniziative non solo culturali ma anche legate all'enogastronomia. Abbiamo un'azienda agricola che produce cereali e vino biologico, quindi abbiamo anche questa tradizione da mantenere sul nostro territorio, quindi faremo tutta una serie di eventi la prima e la terza domenica di ogni mese, da qui al mese di novembre. Lo sport con la Serie B e l'ennesima sconfitta per il Pordenone che è caduto di misura contro la Ternana a decidere un'invenzione di Pettinari. All'80° è stato espulso Mensah. Sentiamo Tedino. Noi abbiamo un dovere sacrosanto perché ce lo impone, uno, la professionalità, due, anche lo stimolo che ci dà il nostro presidente che ci ha parlato anche l'altro giorno. Abbiamo il dovere sacrosanto di crederci, di fare una partita alla volta. Certo che quando tu ti sistemi per 3 volte davanti alla porta e non riesci a far gol, è normale che poi non abbiamo regalato neanche nessuna occasione da rete vera, diciamo, perché è stata un'invenzione di Pettinari, ha fatto un gol strepitoso. Quindi la squadra ha dimostrato nelle 2 fasi di avere sicuramente un'identità, una spina dorsale, però non basta perché queste partite qui le devi portare a casa. C'è già il pareggio, un risultato sicuramente stretto, perché quello che abbiamo fatto nel primo tempo è veramente molto. Io sono un po' arrabbiato oggi anche col discorso dell'espulsione, perché l'espulsione è giusta, non si devono fare queste cose, soprattutto lasciare la squadra in difficoltà in 10. Però consentitemi, io dell'arbitro non parlo mai, e soprattutto di arbitri intelligenti come gli Orsini, ma c'è un rigore incredibile su Mensah che noi abbiamo già visto, per quello ve lo dico. Dall'11 al 13 marzo a Tarvisio torna l'evento più pazzo dell'inverno, vale a dire il Crazy Bob. Si guarda però anche già agli eventi dell'estate. Dopo 2 anni di stop forzato, quest'estate vogliamo tornare con l'Alpenfest, che è mancata a tutti quanti, e ci siamo un po' dovuti adeguare a quelle che erano le regole dovute alla pandemia, però vogliamo tornare con un programma rinnovato, musica popolare e far conoscere le nostre tradizioni che ci caratterizzano da sempre. E poi ritornerà il Crazy Bob quando? Crazy Bob è il weekend dell'11, 12, 13 marzo e era stato fatto fino al 2018 in Carnia, diciamo, e abbiamo chiuso l'accordo con gli organizzatori per portarlo a Tarvisio. E quindi siamo pronti ad ospitare questo mega evento perché pensiamo che è sì importante lo sport e lo sci, ma anche il divertimento per famiglie e bambini, insomma è un evento ludico al 100%. Festa, musica, divertimento, e Tarvisio si fa trovare pronta ad ospitare tanti eventi. Per questa edizione ci fermiamo qui, vi ricordo a seguire l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.